Questa trasmissione è offerta da Autoscuola Ranieri. A una nuova puntata di Lo Sapevo. Avete già visto le Proloco che partecipano questa sera, ma non avete visto chi è il nostro filologico di fiducia. È lui, il venerando Claudio Romanzin. Eccolo! Buonasera a tutti. No, mi sono permessa di chiamarti venerando perché nel corso della presentazione dei palinsesti di Telefriuli Feliciano Medeot ti ha presentato così. Sì, a lui non è mai buon di tasi, ma non importa. Comunque sì, ormai sono il venerando per lui. È immolata anche la barba a queste, non la va a svude, ma dopo che mi ha chiamato venerando, lei è immolata, insomma. No, stai benissimo. Se ti dicevi no? Venerando a te, tu dovresti immolare la barba. No, faccio così fatica a toglierla, appunto. Sono robonis. No, sei informissima, Claudio, come le nostre Proloco. Andiamo a presentare la Proloco di Campoformido, capitanata da Massimiliano. Ciao a tutti. Presente anche il vice sindaco e ci fa piacere che sia qui con noi e sarà un punto importante, no? Un valore aggiunto per voi, soprattutto per il friulano, insomma, vedremo, intanto insomma poi ne parleremo anche con lui del territorio delle vostre iniziative, ma la Proloco di Attimis non è da meno perché si è portata l'assessore al turismo, quindi eccoli qua, presidente, il capitano è Marco. Vedi, quest'anno sono preparatissime. Pronto, ma no, une robone. Tu sei pronto? No. Come no? Allora, la novità di quest'anno sono gli sbustuttis, eccole qua, dove all'interno ci sono le parole in friulano scelte dal nostro Claudio Romanzin. Gli sbustuttis piccoline, ma le parole sono tante, sono difficili. Allora, io ho risposto per Aulis, le sbustis le ha fatte, le ha pitturadis Alexis, via per l'agnot, e queste sono, io non c'entro in noi, si dichiara. Vabbè, comunque voi vi siete preparati, vero? Siete preparatissimi, Campoformido, Attimis, poi insomma voi siete ormai abitué della trasmissione, quindi assolutamente siete pronti. Anche con le pulsantiere, quindi andiamo a vedere il primo cubo virtuale, quindi l'argomento di questa sera, il primo argomento della serata. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, vogliamo sapere quale tra questi artisti rinascimentali aveva bottega a San Vito al Tagliamento, Giovanni da Udine, il Pordenone, il Bellunello, Gianfrancesco da Tolmezzo. Tutti hanno risposto il Pordenone e non è corretto. È il Bellunello, Claudio. Tu lo sapevi? Beh sì, lo sapevi, perché come che tu capisci si erano stati insieme praticamente. Sì. Noi vivevi in un monolocale a San Vito e avevi messo su botteghe e invece che l'ostia del Pordenone invece era proprio di Pordenone, però anche il Pordenone come Giovanni da Udine di Udine era in Torgeons, quindi lavorava in tanta tor per l'Italia, tutti hanno una botteghe fisse, e invece Gianfrancesco Tolmezzo era a Udine come botteghe, quindi il nome ogni tanto all'imbroe, no? Se non al pensa Gianfrancesco Tolmezzo Tulmies, invece no, Udine. Il Bellunello, Bellun, no, San Vito, è una freddura. Sì, vi siete fatti fregare, diciamo, dal nome, ma lo sapevate o no? No, nessuno lo sapeva, adesso lo sanno, quindi è una cosa in più. Avete imparato una cosa nuova. Vediamo invece il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio. Il vicequestore Rocco Schiavone ha svolto un'indagine anche nella nostra regione, dove Pordenone, Cividale, Tarvisio o Trieste, Attimis dice Cividale ed è corretto. Primi punti conquistati da Attimis, lo sapevate? In particolare lei lo sapeva? Chi lo sapeva? Sento una voce femminile. Anna. Brava Anna, hai dato un ottimo suggerimento, Claudio.
No, tu sei per caso, Per caso, perché... Lo sapevi? Come mai? Lo sapevo perché aveva girato su a San Pietro Natisone. E quindi quelle questa zone scena, sì. limitrofe a Cividale, Esatto. questo lo ricordavi. Qui a Campoformido nessuno lo sapeva? Sì, siamo Lei, però nessuno l'ha arrivati un po' ascoltata. tardi. È stata troppo veloce, è stata troppo veloce. Allora andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, vediamo a chi andrà meglio questa volta. Sport, 15 secondi da 2-5 punti, parliamo della Triestina, a quale anno sportivo giocò per l'ultima volta in Serie A. 47-48, 56-57, 82-83 o 74-75, Attimis diceva la C non è corretta, Campoformido ancora tempo e non è nemmeno 47-48 ma è 56-57. Claudio se lo ricorda. Sì, perché ieri io ero Rocco, che l'avevo imparato a staris, e allora una volta in turno staria, una volta in turno Smith, insomma si arrivasse a portare la Triestina in Serie A, e dopo però l'avevo buttata in bevi e è tornato giù diretto, insomma. Sì, e quindi è da... Vabbè, comunque non togliamo punti, se sbagliate rimaniamo sempre nella stessa situazione di punteggio. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, vediamo se andrà meglio col prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2-5 punti, vogliamo sapere quale ingrediente non entra nella zuppa di pesce alla maranese. Il pane raffermo, il vino, pomodori o peperoni? Attimis sul mangiare non sbaglia mai e sono i peperoni. Il consigliere anziano ha dato il Qual è il suggerimento. consigliere anziano? Beh, ma lui è il vostro cuoco, quindi se sì. non sa queste È cose... lo chef è del lo risotto chef. alle fragole. Bravi, bravi. A te piace la zuppa maranese? Le cerciate ti sarai nome una volta, sì, è buona dopo. Meglio che i peperoni. No, peperoni di un'altra bande sono buonissimi peperoni, però insomma ogni roba ha il suo puesto. Certo. Adesso andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, poi vedremo come ve la cavate con il friulano. Territorio. Come sono chiamati, vogliamo sapere, gli abitanti di Clausetto, Magnox, Asins, Bisiax o Bertramins? Giusto? Mi dico? Campoformido ha dato la risposta esatta. Grazie al vice sindaco, è lui che ha dato questa indicazione. La squadra ha dato l'indicazione. Perché si chiamano così, Claudio? Allora, è una roba... Poi vinti fin domani, no? Per spiegare. Sì. Allora, no, si chiama Asins perché la zona di Clauset e Vito d'Asio sono intorno al Monte Pala, che una volta si chiamava Monte Asio. E dunque gli abitanti che erano lì sotto, che vivevano lì sotto, erano chiamati Asins, perché sono dal Monte Asio. Invece i Bertramins sono quelli di Spilimberg, perché sono quelli che hanno, i signori di Spilimberg sono quelli che hanno occupato Bertrand dal 1350, i Bisiax e Savina sono quelli che sono stati sotto dall'Usins, tra l'Usins di Mau, quindi Monfalcone, che sono lì, Ronchis, e Manioc sono un termine di non tanto elegante per indicare gli abitanti di Mania. Di Maniag. Bene, questa è la situazione, anzi me la fa vedere la grafica della regia per capire il punteggio attuale con Attimis 14 punti, Campoformido 4. Ma adesso è arrivato il momento del proverbio in friulano, quindi ora il nostro Claudio lo leggerà, uscirà in grafica e poi in pubblicità la proloquo di Campoformido ha la possibilità di pensarci e di dare la risposta. Cui che l'ha mangiato il bon, che mangi il roseon. Vogliamo sapere... Ecco, no, la traduzione letterale, anche se sarebbe interessante di capire, si sarebbe capire che vuol dire, le parole, ma il significato che per cercare si dopo che smudi di chi in pratica. Non è difficile, non è difficile. I suoi bon. Quindi il tempo della pubblicità, rientriamo, Massimiliano dovrà dare la risposta consultandosi con la sua squadra, se la proloquo di Campoformido darà la risposta sbagliata daremo la possibilità a Attimis di rispondere, quindi vediamo un vantaggio per conquistare 5 punti,
ma se sbagliate diamo la parola a Attimis. Ci vediamo dopo la pubblicità, lo sapevo! A tra poco! Bentornati a Lo Sapevo, l'Eproloco di Campoformido e Attimis. Ci siamo lasciati con l'Eproloco di Campoformido che stava un attimino cercando di valutare quale risposta dare nel corso della pubblicità, perché abbiamo lanciato il primo proverbio. Lo rivediamo in grafica, così anche a casa lo rivedono e possono pensare a quella che potrebbe essere la soluzione. Magari indovini di chiesa. Sì. Cui che l'ha mangiato il bon, che mangi il roseon. Massimiliano, ti sei consultato con la tua squadra? Che cosa ne pensi? Sì, dopo il consulto abbiamo deciso che il proverbio vuol dire che bisogna accettare sia il pro che il contro delle cose, cioè non accettare solo le cose, o chi prende le cose positive deve accettare anche quelle un pochino meno positive. Allora, disin che questa è avonde clara, il messaggio che le so, ma avendo prati specifici, no per una constatazione, cioè non è per dire, ti la ben come, dopo ti va male, non è leata a un'accettazione, è proprio un'indicazione. Quindi la dai per buona o dai la possibilità? Cosa dobbiamo fare se tu? Però deve rispondere lui. Però deve rispondere il capitano? Cioè, argomentando un po' di più che non devi sempre, che può succederti una cosa bella, positiva, ma a chi succede quello qualche volta succede anche una cosa un po' meno bella. No. Claudio dice no, è lui il giudice. Mi dispiace, no. Dai la parola a Attimis, a questo punto a Marco. Quindi non fa come con Feliciano che alla tirata in davanti per un mese, un proverbio, non sono arrivato a rispondere. Per noi chi ha avuto fortuna nella vita dovrebbe assumersi anche la sfortuna di altri o aiutare gli altri nel percorso, nelle cose. No, non è un proverbio di buonista, non è un proverbio di buona volontà. Quindi no, lo significato è morale forte. La risposta è la da Claudio, quindi. Vuol dire che ognuno ha di chiapparsi le sue responsabilità. La corrispondente per italiano hai voluto la bicicletta pedala. È che è il corrispondente per italiano. Fanno ricorso. Il roseon è il torsolo per italiano. No? Quindi, però il proverbio al vento prat per dire esattamente che, se no per dire una volta ti va bene, una volta ti va male, ma per dire tu hai chiappati la responsabilità di ciò che tu fai, e quindi è un'altra roba. I pro e i contro sono altre comunque... robe. Faremo i conti. Lui dice, io devo affidarmi a Claudio, lui è il giudice, quindi non ha dato nessun tipo di risposta. Nessuno Proloco ha dato la risposta soddisfacente e quindi siamo ancora nella situazione attuale, non togliamo punti, è andata così. Andiamo avanti con i nostri quiz, dove lì o sbagliate voi o niente, o date la risposta corretta. Vediamo il cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale di queste sigle non ha a che fare con la friularità? Aklif, Durf, Arlef, Cirf. Giusto, Campoformido dà la risposta esatta. Spieghiamo quali sono le sigle? Sì, allora che dalla furlanità sono Aklif, Assemblea di Comunità Linguistiche Furlane, che è un'assemblea di sindics. L'Arlef è l'agenzia regionale per le lingue furlane, dunque è un braccio della regione che si occupa delle lingue, e il CIRF è il centro interdipartimentale dall'Università di Udine per la ricerca sul furlane. Il DURF invece è il documento unico di regolarità fiscale, che viene lasciato dal Ministero delle Finanze. Che non c'entra niente con la friularità, giusto. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale e poi vedremo com'è la situazione del nostro proloco.
anche qui avete 15 secondi da 2 a 5 punti. Quanti sono le pallavoliste friulane impegnate con la nazionale italiana ai mondiali in corso? 3, 1, nessuna, 2. Attimis dà la risposta esatta, nessuna purtroppo. Questa la sapevi tu, ti ha dato qualche cosa? Sempre il L'assessore mi ha dato. Ah, l'assessore? Tutti e due, un po' per sorte, va bene. Non so problemi. Andiamo avanti. Andiamo avanti con il prossimo cubo virtuale, perché poi voglio vedere appunto com'è la situazione delle nostre prolocco. E parliamo di cultura. Quindi 30 secondi da 5 a 10 punti. Come era chiamata anticamente la vallata di Forni di Sotto e Forni di Sopra? Forni Savorniani, Cadorini, Campoformido non mi ha dato il tempo di rispondere. No, fantastico, forni microonde. Non si sa mai, magari uno è sbrisse. Magari no, uno è bella sbrisse. questa. Bella, bella. Grazie. Poi forni di Carnia. Così? No, così, sì, sono tutte buttate lì. Buttate lì così, va bene. Perché alle Inchiarni, alle donne al Chiadovri, ma era in Forni Savorniani. Magari dalla famiglia dei Savorniani che avevano i diritti feudali lassù. Allora, vediamo la situazione, posso chiedere alla regia, la situazione del punteggio. Campoformido 18, Attimis 18, parità. Parità. Allora andiamo avanti, vogliamo proprio capire quanto sono preparate le prolocco e vediamo il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Vogliamo sapere quante sono le zone vitivinicole riconosciute in regione? 12, 5, 8, 14. No, hanno sbagliato entrambe. Le zone vitivinicole sono 8. Claudio, tu le contate, sei andato uno per uno? Uno per uno, hai girato tutto vignal per vignal. No, sono la più grande, l'ardia e la grave del Friuli. Dopo naturalmente il Collio, i Colli orientali, Isonzo, Carso, la Tisana, Annia, Aquileia. Bravissimo! Bravo Claudio! Allora, andiamo al prossimo cubo virtuale, così vediamo come va a finire questa sfida, che al momento è in parità. Territorio, anche qui 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha come stemma un cane seduto sopra un ponte? Menzone, Carlino, Cividale e Canussio. Ed è proprio Venton. Ci racconti il perché? No, ti sarai che in realtà ho provato a cercare di capirlo, ma mi ha dato una spiegazione che non è che mi piace tanto, ma io la vendo come che l'hai comprata, a dire che è semplicemente un segno di fedeltà, un segno di fedeltà, leata qua anche venzione all'RSO dal governo imperiale, via discorrendo. Non sai, mi piaceva più una roba poi di leggende, ecco. Infatti mi tutto Cividat, perché tutti sanno anche la storia del Chian sul Puin dal diavolo, la Cividat, e dopo Carlino e Canussio, perché sono nomi di Chians, magari uno è schiavo, perché Chianus hanno un comune, ma non importa, nessuno lo sa. Bravo Claudio! In effetti le buste stanno bene col vestito, adesso che vedo, no? Non è male come idea. Però vediamo se anche la sigla tra due lingue è in coordinato. Allora, la scelta va alla Proloco che è svantaggio, perché se non sbaglio con questi punti ottenuti Attimis in questo momento è in vantaggio, a meno che la regia non mi faccia vedere la grafica, così diamo un'occhiata alla situazione. Attimis 22, Campoformido 18, quindi Massimiliano a te la scelta della busta. Sai che in una puoi trovare dall'italiano al friulano, dall'altra dal friulano all'italiano. 2. 2, che cosa preferiresti? Dal friulano all'italiano. Perché? Perché abbiamo gente forte in friulano. Dal friulano invece capita dall'italiano al friulano. Vabbè, non importa, dai. Quindi 10 parole, se sbagli si riparte dalla prima e 1 minuto complessivo.
di tempo. Quindi partiamo con la prima parola in italiano. Tirare, Tirà, spingere, sburtà, accendere, pià, spegnere, distudà, rompere, rompi, riparare, come da, vedere, viodi, accecare, suarbà, fare l'occhiolino, cimia, coccolare. figotà. Troppo forte. Bravo. Prima del minuto anche. Dimmi? Prima del minuto, troppo forti i ragazzi Campoformi, no? Sì, no, sono bravi, ma chiare satri. Sì. È che lui c'è sindaco che sta bene il Friulano, giusto? No, dica la verità. No, è lui che ti ha dato tutti i suggerimenti. Era alla Ma sì. portata. No, sì, assolutamente sì, ma insomma anche la squadra ha dato il suo contributo. Assolutamente. Allora, questa era la 2, quindi a Marco e alla Proloco di Attemis capita la 1. Giusto, no? È corretto. E quindi di Matematica. conseguenza dal friulano all'italiano, io le darei un friulano, con l'aiuto naturalmente di Claudio se dovessi sbagliare qualcosa, ma non capiterà, sperin. Queste sono, mentre prima erano verbi, questa volta parliamo di sartoria. 10 parole, 1 minuto di tempo, partiamo quando mi dà l'ok la regia, con la prima parola. Coton, Cotone, lin, lino, chianaipe, canapa, gusiele, ago, vignerù, ditale, tacon, toppa, striche, striscia, fodre, fodera, mendà, deve dirlo lui, rammendare, ravai. risvolto. Bravi, anche loro. Sono troppo bravi. Ma cosa succede? Alla 7ª edizione imparano tutte le parole? Le ha imparate a memoria. Comunque è interessante sapere che sono così bravi, quasi quasi gli lasci il vestito, gli sta. Che avessi bisogno giusto di due Ma ponzi. infatti hanno cambiato anche le camicie, hai visto? Quindi evidentemente è il tema giusto. Il tema giusto. Per la divisa. Poi. Vediamo la situazione, quindi delle nostre Proloco, con 10 punti per entrambi. Vedete che Attimis mantiene il vantaggio, 32 punti, Campoformido 28, ma c'è ancora un proverbio, ci sono altri quiz e c'è anche di nuovo il gioco friulano, quindi non vi si ferma qui la sfida, ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati sempre in studio con le Proloco di Campoformido e Attimis, pronti con altri quiz, poi naturalmente giocheremo ancora con le parole in friulano e con un altro proverbio, ma prima andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi pulsantiere pronte perché partono i quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Si è da poco concluso il 99esimo congresso della Filologica Sprimbergo, dove si svolgerà il 100esimo. Montereale Valcellina, Capriva, Udine, Nova, Gorica. Allora, tutti hanno sbagliato. Montereale Valcellina, nessuno è stato attento. Perché si vede che tutti si aspettavano per l'edizione numero 100, una robe, invece no, perché è state fatte feste per i 100 anni della Filologica, che però è un'altra robe, dal 2019 è stata fatta a Udine. Il congresso invece non è stato fatto tutti gli anni, è saltato qualche anno per questioni di guerra. E dunque, come al 23 il 100esimo congresso, si fa a Montreal, che è il paese del Menocchio, di Benofignon e tanti altri.
Udine naturalmente poi è la sede della filologica, Nova Gorica insieme a Gurisse sono le città europee della cultura. E invece che l'altra a Caprive invece l'anno che viene 2023 si fa la Fiesta del Patria del Friuli. Ecco, quindi c'era comunque... Dunque all'era al sud, ma la risposta era che... Era quella. Va bene, andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, voi sempre pronti con la vostra pulsantiera. Cultura, più tempo e più punti in palio. Quanto è lungo l'Isonzo, il secondo fiume della regione per dimensione? 85 km, 136, 112 o 170? Attimis non sbaglia. L'avete percorso a nuoto? A nuoto e quindi... Sì, il nostro assessore... assessore al turismo, giusto? Insegna geografia, quindi non poteva sbagliare. Meno male, sennò che figura, È corretto quindi, perfetto. Sì, io non l'ho misurato, io mi fido che è scritta, non è... Sì. Va bene, invece voi qua nessuno insegna geografia, c'è un insegnante però, ma non di geografia. Siete due insegnanti? Ma cosa insegnate? Col microfono, prendete il microfono a questo punto perché... Lettere, tutti e due. Tutte e due quindi siete a posto. Stessa materia. Scusate, hanno un alibi. Tutte e due lettere. Anche lui lettere? Sì, ma lei è specializzata in geografie, perché loro invece in letteratura, perché... si spera assessore al turismo, quindi deve avere anche insegno a grado, quindi zona della bassa, l'Isonzo viene fuori un po' più in là, quindi non potevo esimermi. Sono le adulti in pratica. Benissimo, andiamo avanti con i nostri quiz, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Parliamo di una piazza di Udine che è conosciuta in 3 modi diversi. Quali di questi nomi è intruso? Matteotti, 20 settembre delle Erbe, San Giacomo. E Attimis dà subito la risposta corretta. Perché avete detto no? Pensavate di aver sbagliato? Dalla foto, sì. Dalla foto, ma la foto è ingannevole. È ingannevole, sì. Ma no, proprio te place Matteotti non ufficiale, San Jacopo perché è la iglesia di San Jacopo e delle Erbe perché si fa il marchiat, no? Sono i 3 nomi che conosciuto che place lì, proprio che... Va bene. Crodin di sbagliare, hanno indovinato. Vabbè, dai, andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e quindi il prossimo argomento del quiz. Sorpresa, qui avete più punti, più tempo in palio. Parliamo di un personaggio nato a Verona nell'80, di origine bresciana, cresciuto a Trieste, fa il presidente. Chi è tra questi? Federica, Pezzarini, Soldati o Vicario? Ed è proprio il presidente della regione, Massimiliano Fedriga. Ed è proprio lui, perché appunto è nato a Verona, è classe 1980, di origine bresciana, cresciuto a Trieste ed è il presidente del Friuli Venezia Giulia. Anche gli altri hanno due presidenti di ALC. Eh sì, Pezzarini. Presidente dall'Umpli, dall'Unione delle Prolocos d'Italia. Soldati d'Udinese e vicario della Filologica. Anche io sono presidente di c'è? Cerchiados, di Fons e di Chiastinis e di Tais di che territorio? Dalla Mestrada. Ok, benissimo. Questo lo metteremo nel prossimo quiz. Andiamo avanti con altri quiz prima di lanciare il proverbio. Vediamo il prossimo quiz. Cubo virtuale. Territorio da 15 secondi, 2 a 5 punti. A Trivignano si conservano le reliquie di San Teodoro. Ogni quanti anni vengono portate in processione? Ad anni alterni, ogni anno, ogni 25 anni, ogni 10 anni. Trivignano. Campoformido dice ogni 10 anni, anche Attimis invece è ogni 25 anni. Come mai, Claudio? Perché non si pensi mai alla che la smetti. E allora vuol un grande tempo perché tale sfura ogni volta. Perché io gli dico sempre ogni volta, gli dico al plevà, metto un segno, scriviti, no? Invece noi così vanno via 25 anni, ogni volta così, lo sai. Sì? Sì, orpo. Vabbè, dai, gli daremo una mano. Sì, ma io gli dite segniti, no? Vabbè, dai, vedremo insomma se andrà meglio. Perché non si era bene, insomma. Invece chiedo alla regia,
Possiamo vedere la situazione anche per capire chi poi risponderà al proverbio? Allora, Attimis in questo momento 56 punti, Campoformido 28, quindi adesso possiamo lanciare il proverbio, caro Claudio. Lo vediamo in grafica, lo leggi tu e poi daremo alla Proloco la possibilità di rispondere e di decidere anche. La giustizia è sulla porta del cimitero. Allora, devono aiutarsi dalla traduzione, però devono sempre dirci poi che cosa si intende dire. Dici che anche chi ha le avonde semplici di intuire, no altre, insomma. Si intuisce. Allora Massimiliano, toccherà a te rispondere, ti lascio la possibilità di consultarti nel corso della pubblicità, poi rientriamo perché parleremo anche delle vostre iniziative e daremo poi spazio anche al nostro gioco in friulano, quello delle parole. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Di nuovo assieme a Lo Sapevo con le Proloco di Attimis e Campoformido. In questo momento è Campoformido la Proloco in svantaggio e infatti abbiamo dato la possibilità a Massimiliano di rispondere al proverbio. Allora lo rivediamo perché così lo rivedete e vi riconsultate nuovamente. Claudio, lo leggi. La giustizia è sulla porta del cimitero. Allora Massimiliano, hai avuto modo di consultarti con tutta la squadra? Sì, Vai. siamo arrivati alla conclusione che vuol dire che durante la vita terrena è difficile avere che ogni individuo abbia una giustizia, perché quello che è giusto per me non è giusto per te, è molto difficile avere questa meritocrazia, diciamo, e invece quando passi all'aldilà ci sarà la reale giustizia divina. Sì. Sei soddisfatto veramente? Sì. Perché, perfettamente giusta la spiegazione, perché appunto sulla chiere, finché si vive, è difficile avere giustizia, perché come dice lui, ognuno la so, no? Dopo insomma, ognuno a farsi e dunque può dire giustizia, poi la ti strunche. Non è detto, non è vero che il tempo è galantom, no? Capita ciò che capita. E dunque la speranza è che dopo, dall'aldilà, invece lì vengono fatte giustizie per da buono, no? Che la macula è. Allora un modo di dire, un proverbio, e che sta il significato. Bravo. 5 punti conquistati. Marco, voi pensavate di dare questo tipo di risposta? Eravate convinti? Sì, era simile. Sì. Era simile? Sì. Allora, lanciamo la sigletta tra due lingue, così loro si scaldano, perché ritorniamo con le parole in friulano. Massimiliano, scegli bene. 3. Sicuro? Sì. Non vuoi cambiare idea? No. Perché? Perché non vuoi cambiare idea? Perché il 3 è un bel numero. Sì? Sì. Adesso non vado avanti, perché è un bel numero? No. Allora, che cosa, per sempre dal friulano? Come prima, dal friulano all'italiano. Bravo! Vedi? Che il 3. Dal friulano italiano sto giro. La giustizia è anche fuori dal cimitero. Allora, in questo caso Claudio propone 10 parole che fanno riferimento alla famiglia. Quindi io lo dirò in friulano, tu in italiano, 1 minuto di tempo, si parte con la prima parola in friulano che è om. Marito. Femmine. Moglie. Niece. Nipote. Miser. Suocero. Zinar. Genero. Madone. Suocera. Brut. Nuora. Cousin. Cugino. Bisavon. Bisnonno. Consuvrin. Cugino di secondo grado. Bravi. Non c'è neanche divertimento. Ma cosa Infatti dall'anno facciamo? scorso. Si viotti che hanno famè. Si viotti che hanno famè. Però insomma, Sei sposato Massimiliano? Sì. Ah sì, vediamo la fede, sì c'è.
E dunque, non ti fidavi? Miser, Madone, che robe lì. Sì, guai se sbagli. E quindi per te siamo dall'italiano al friulano, Marco. E in questo caso Claudio ha scelto un altro tema, dalla famiglia alla viabilità. Così. Così. Ma sai che può succedere che non è famese, ti per strada. Allora le mie orsave, muovisi. Giusto. Quindi io dirò in italiano, voi in friulano. Partiamo dalla prima parola in italiano. Strada. Strade. Piazza. Place. Curva. Curve. Ponte. Point. Segnale. Segnal. Rotonda. Taronde. Incrocio. Incrocio. Strada. Strade. Piazza. Place. Curva. Curve. Point. Ponte. Segnale. Segnal. Rotonda. Taronde. Incrocio. Crosere. Vicolo. Vicul. Strada. Strade, place, Piazza, curve, curva, ponte, segnale, segnal, rotonda, croviere, incrocio, ok, vicolo, vicolo, androne, bivio, tempo scaduto. Bravo, Androne, bravo. Allora, bivio, beorchie o beorchie? Bivio, beorchie o bevorchie, dipende da questi, insomma. E poi c'era l'aiuola. La aiuola, ieche o strop o... Plet. O plet, anche, Plet. dipende, zone per zone, insomma. Bastano di aiuole. Quindi fino a vicolo, quindi voi 8 su 10. Avete qualche contestazione qui? No? Tutto a posto? Abbiamo scelto la busta giusta. Avete scelto la giusta la busta? Perché era difficile per te questa? Era un po' più difficilina. Sì? Un po'. Un po'. Vedi che Non è un assessore alla viabilità, no? No, non c'è nessuno assessore alla turismo viabilità. Turismo, il vice sindaco che deleghe ha? culture. Cultura, ambiente, quindi non c'è. Bisognava portarsi uno dall'ufficio tecnico. Prossima volta si cercheranno di portare, chissà, forse anche tutti gli altri assessori, insomma, basta il vice sindaco. Invece Massimiliano, parliamo di voi, delle vostre iniziative, abbiamo preparato un po' di foto che fanno riferimento anche alle iniziative della vostra Proloco, del Campo Formido, e quando la regia partirà le mostriamo, e poi naturalmente c'è anche la possibilità di raccontare quelle che sono le prossime iniziative. Questo è il Campo Formidabile. Sì, è quindi una manifestazione di 4 giornate in cui abbiamo ospitato un sacco di eventi, dal folkcast allo show cooking, e poi ci sono stati altri eventi come la paella di Giorgio, in occasione della serata del teatro, Galantennis, 4 risate in compagnia, e la serata di teatro, appunto, come dicevo prima. Poi abbiamo organizzato anche delle conferenze sulle api, Campo Formido del Comune Amico delle Api, e la camminata della domenica con una sosta all'Arizona 2001 con il volo degli aeromodelli, il concerto dei ragazzi che fanno la scuola di musica e una proiezione per gli alpini in occasione del 50° anniversario dell'Associazione degli Alpini di Campo Formido, che si terrà adesso a metà ottobre. Altre iniziative state già pensando adesso al Natale? Ci sarà il Natale, esatto, il 18 dicembre, Natale di Luce, manifestazione che già si è svolta negli anni scorsi e che coinvolgerà la parrocchia di Campo Formido, la Proloco, gli alpini, e così un modo per scambiarci gli auguri, fare una riflessione. Aggiungo solo che durante le manifestazioni estive abbiamo fatto anche una proiezione per i bambini, un cartone animato. Gli eventi sono stati sostenuti anche dal Comune di Campo Formido, Cultura Nuova, e dalle associazioni locali. È stata un Campo Formidabile, l'8ª edizione, con veramente una partecipazione importante della gente, per cui siamo piuttosto soddisfatti del risultato. È stato faticoso, ma insomma è stato bello. Il vice sindaco è soddisfatto dell'apporto della Proloco, ma anche delle altre associazioni del territorio, naturalmente? Assolutamente.
confermo l'impegno che la Proloco ha messo anche in momenti più difficili rispetto a questo anno di ripartenza, per cui un grazie va alla Proloco ma anche a tutte le associazioni che arricchiscono il tessuto sociale della nostra comunità. Avete portato un dono per Telefriuli, quindi si fa aiutare vice sindaco da Massimiliano perché... Vengo io a prenderlo, vediamo se posso spostarmi. No, ma facciamolo vedere intanto a favore di telecamera. Allora, visto che si parla di storia in questa trasmissione, noi abbiamo pensato di omaggiare Telefriuli con la mappa storica toponomastica di Campoformido, che come dico sempre è un libro scritto su un foglio solo, perché si parla di eventi storici, dei nomi dei luoghi, e devo ringraziare Luigino Peressini che anche col contributo di Mauro Romanello ha approfondito le ricerche e ha dato vita a questo splendido omaggio che vogliamo lasciare proprio a Telefriuli. Grazie, noi lo terremo in redazione, davvero grazie, poi lo inseriremo appunto nella nostra bacheca. Grazie. Attimis ci racconta le iniziative, anche per voi ci sono diverse fotografie. Marco, raccontaci com'è andata quest'estate. Siamo reduci da una bellissima estate dove abbiamo fatto la Sagra delle Fragole di Lamponi, poi abbiamo partecipato a Friuli Doc e anche a Gusti di Frontiera per la prima volta. Tanto vediamo, abbiamo visto un sentiero, le passeggiate. Adesso noi abbiamo un'iniziativa il 29 di ottobre che è fatta in collaborazione con il Consorzio Torre Natisone e i Wild Rides, che sono delle guide. Si proporrà uno dei 16 sentieri che abbiamo nel nostro territorio, ed è il Zug di Giai. In questa giornata ci sarà una guida che farà questo sentiero e questo sentiero è all'interno di una mappa dei sentieri che è stata fatta con il supporto delle amministrazioni di Attimis e Faedis e con il contributo di molte associazioni che mantengono e puliscono questi sentieri dei due comuni. Qui ho la mappa che poi farò dono sia a voi che a Campoformido. E invece per te, Alexis, abbiamo la nuova divisa, che bella. Eccola qua, che faccio dono a te, sì. E la devi anche indossare. Venga, voglio che venga lui viene, lui, perché dovete sapere che questo signore fa un risotto alle fragole magnifico, giusto? Grazie. Il bianco però ingrassa in TV, quindi non lo metto, però la metto così. Grazie mille. La vuoi mettere tu con L? No, volevi nome diti sil davanti alle che il kill da ora alle che l'altra. Sì. Non sbagliato. Non mi sbaglio. E poi avremo la festa patronale di Sant'Andrea al 30 di novembre con la messa dedicata, e il 3 e 4 ci sarà un concerto e un pranzo, diciamo, rivolto ai concittadini, quindi inoltre nel mese di dicembre abbiamo molte manifestazioni che seguono il periodo natalizio, il Attimis, il paese nel presepe, dove ci sono molti presepi all'esterno che uno può sempre visitare per tutto il periodo natalizio. Poi il 22 e 23 faremo il giro presepi e le ricette della tradizione, che è un giro con le cornamuse nei paesi, nelle frazioni, e dove si assaggia una ricetta tipica natalizia di un tempo. Per concludere il 28 dicembre col Premio Notte di Natale, che è una serata tra associazioni, bambini e comunità, e nella quale ci sono due concorsi per i bambini della scuola primaria e dell'infanzia di Attimis. Bene, per par condicio sentirei anche l'assessore al turismo, certamente, così anche perché insomma è importante quello che fa la Proloco. Sì, è molto importante quello che fa la Proloco, tutte le Proloco del territorio, certo, anche Subite Porzus, gli amici del Porzus, e tutte le altre associazioni. Come diceva il presidente Marco prima, questa cartina, fatta in collaborazione anche con il comune di Faedis e con le associazioni di Faedis che mantengono puliti i sentieri, è un grande risultato che abbiamo raggiunto, di cui l'amministrazione va fiera, e sembra una cosa piccolina, in realtà ci è voluto 1 anno e mezzo di lavoro con tantissime persone, e poi ci vuole sempre il lavoro per mantenerli puliti.
altrimenti fare pubblicità e poi farli trovare sporchi. Un lavoro anche aprirla. È un lavorone, aprirla no, chiuderla un po' di più. Fa riflesso. Comunque io ce l'ho, è davvero bella perché me l'avevate portata già l'anno scorso ed è molto interessante, fatta anche molto bene, quindi complimenti davvero. Grazie, grazie. Ma se tu la determini qui tax? No, in quel caso i tacchi non vanno bene, cioè, però metto le scarpe da ginnastica un po' alte lo stesso. Ah, boh. Ecco. Quindi io questa la consegnerei dopo anche a Claudio, Certamente. Anche a Claudio. Io invece i tax non si rinuncia mai perché il tac è stile. Giusto. Ragazzi, complimenti davvero per tutto ciò che fate per il vostro territorio. Vi faccio anch'io un applauso. Complimenti a tutte le Proloco. Complimenti a Claudio per la sua simpatia, per il suo look, per il fatto che riesce sempre a sopportarmi ad ogni puntata per le 7 anni. Ma adesso dobbiamo scoprire chi ha vinto questa puntata e quindi chi va avanti, anche se chi dovesse insomma aver perso c'è sempre la possibilità di ripescare, di essere ripescato più avanti nel momento in cui ci sarà il ripescaggio. Vediamo chi ha vinto questa puntata. Campoformido 43 attimi, 64, torna in studio, ma Campoformido può essere ripescata, quindi fate un bel lavoro social anche, perché poi i vostri like che saranno appunto conteggiati nella pagina Facebook di Lo Sapevo avranno un valore per il ripescaggio. Massimiliano, tutta la giunta, mi raccomando, fate un lavoro di promozione. Prego. Vorrei aggiungere una cosa, visto che si stava parlando di storia e di date. Sì. Vorrei ricordare 2 date, una la dico io e poi lascio la parola a Max. Siamo a ridosso dell'anniversario del Trattato di Campoformio che è stato siglato 225 anni fa, no? Quindi volevo intanto ricordare questo appuntamento che coinvolge la nostra comunità, ma la data a cui teniamo particolarmente la lascio spiegare a Max. L'abbiamo ricordato l'anno scorso, il nostro amico compaesano Tarotti Alessandro, una settimana fa compiva gli anni e quindi vogliamo fare un applauso. Assolutamente. Questo è tutto per lui. Grazie. Grazie davvero di cuore a voi e devo ringraziare anche... Alexi, se posso dire solo una cosa, vorrei dedicare la vittoria a mia moglie Valentina. Assolutamente. Ok. Non è amore, è pore. No, vabbè, adesso non essere così poco romantico. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Lo Sapevo, seguiteci ogni sabato su Telefriuli perché insomma siamo qui io e Claudio, anche se arrivano anche Serena e Enrico a rotazione. Grazie a tutti, anche la mia regia, Francesco, Simone e Chiara, grazie, ciao! Questa trasmissione è stata offerta da Autoscuola Ranieri.